Costanza, che ne dici? Lo facciamo un furto? Davide, ma tu sei scemo di brutto. Ah vabbè, l'ultima volta ci è andata un po' male. Io sono finita in galera e tu in ospedale. Sì, ma stavolta un piano perfetto. Entriamo nella banca sfondando il tetto, poi ci caliamo giù con una corda, scappiamo via e la polizia se lo scorda. Ma sei sicuro che non ci beccheranno? Tranquilla, tranquilla. Alla sedia elettrica ci condanneranno. Ma sei sicuro che può funzionare? Io in galera non ci voglio tornare. Tranquilla, il piano stavolta è troppo studiato. Per circa 4 anni e mezzo a casa ci ho lavorato. Vedrai che ci faremo i soldoni e addio il lavoro e tu ti rompi i coglioni. Mi piaci troppo quando fai il passo, così potremo comprarci anche un palazzo, fatto di cristallo, di 3 elementi, vino, scotch e droghe sconvolgenti. Sarà il colpo dell'anno, le nostre cariche esploderanno nei posti giusti da noi collocate e ci apriranno le porte blindate. Sarà il colpo dell'anno, gli sbirri non ci beccheranno, crollerà il dollaro e salirà lo yen. Sarà un colpo migliore di quelli di Arsenio Lupin. Sta calzamaglia mi sta un po' stretta dalla vita, ma comunque è sempre meglio di te che da Zorro sembri vestita. Ma è la tutina dimensione Dante. Eccoci qui, fai silenzio e non fiatare e cerca di non metterti nemmeno a scorreggiare. Se proprio di scorreggere vogliamo parlare, mi sembra che l'aria qui inizia a puzzare. Guarda che io non ho fatto niente. Sento l'odore del denaro sporco. Muoviti pigrone, piglia il piede di porco. E tu con un piede di porco ci vuoi sfondare un tetto? Mi sa che era meglio se ti lasciavo a letto.